Bene, eccoci col presidente Andrea Bertolini. Si è appena concluso la presentazione del Portogruaro Calcio in tutta la sua ampiezza, compreso pertanto femminile. Una bella presentazione, tanta gente, tanti giocatori nuovi. Come vuoi racchiudere in poche parole questa presentazione? È in stile più o meno come l'anno scorso. Abbiamo cercato di portare una presentazione che faccia conoscere i progetti del Portogruaro Calcio alla cittadinanza di Portogruaro. Noi siamo un po' ambiziosi e quindi abbiamo anche piacere che le cose che pianifichiamo vengano messe a conoscenza di chi poi deve venire a sostenerci. Lo scorso anno l'abbiamo fatto, ricordo, fatto una stagione clamorosa, una vittoria di campionato senza subire una sconfitta. Quest'anno abbiamo rinnovato la rosa perché la categoria in più richiede maggiore esperienza. 7 giocatori dei 13 nuovi sono scesi dalla Serie D per dare una mano al Portogruaro Calcio perché credono nel nostro progetto, quindi non vedo l'ora di iniziare. Siete stati ambiziosi, per dirlo con una battuta, anche spendaccioni, insomma, perché avete investito molto. Dicevo prima al mister altro giro, altra corsa, però ci sarà anche molte cose diverse da affrontare. Assolutamente sì, tanto la categoria che è sicuramente più competitiva della promozione dello scorso anno. A mia conoscenza ci sono 5-6 squadre che si sono attrezzate per andare in Serie D e tra queste 5-6 c'è anche il Portogruaro Calcio. Ultima battuta, quest'anno andiamo leggermente a fianco suo, nel senso Giorgio Furlanis del femminile. Quest'anno è stato, si può dire, l'anno del rilancio del femminile. I mondiali ci hanno dato grandi soddisfazioni proprio a livello nazionale. Noi abbiamo una giocatrice di Sestino, perciò del portoghese, che ha fatto parte e fa parte della nazionale. Un pensierino per fare anche un po' da traino al Portogruaro Calcio, ce l'avete fatto? Al Portogruaro Calcio femminile? No, anche per contattare insomma, la giocatrice di Sestino, Lisa. Questo Non lo sa. no, perché per quanto riguarda il settore femminile la delega ce l'ha Giorgio e quindi lo sta portando avanti lui. Noi ci siamo un po' impegnati a concludere la campagna acquisti del settore della squadra maschile. Adesso ci ritroviamo, anche perché loro cominceranno la preparazione 15 giorni dopo. Sì, perché abbiamo visto la presentazione, io ho anche nominato perché insomma è stata una sorpresa, almeno per me, ma ho visto anche per altre persone, una collaborazione con l'Udinese. Sì, assolutamente perciò sì. questo è un fatto nuovo e importante. Assolutamente sì, anche se, come ha sentito, la signora ha detto che la prima squadra dell'Udinese non c'è e quindi tutte le ragazze che finiscono ed escono dall'Under 17 verranno a giocare per quest'anno a Portogruaro. So che 4-5 hanno già accettato e aderito e quindi l'anno prossimo ospiteremo queste ragazze sicuramente con molto piacere perché innanzitutto tutte le giovani hanno un anno in più quest'anno, quindi un anno in più di esperienza. L'anno scorso ricordo che nella seconda parte, quindi nel secondo girone, hanno sempre vinto e fatto solo un pareggio e quindi quest'anno puntiamo sicuramente a fare bella figura, non voglio dire a primeggiare. Allora, per chiudere, io voglio tenere appaiate il femminile e il maschile e mi rifaccio all'amichevole che è prevista il 7 agosto contro il Pordenone, squadra di Serie B che ha una squadra femminile di alto livello. Li prendiamo come riferimento? Può essere, assolutamente sì. Il bacino di Portogruaro e il bacino di Pordenone sono molto vicini, siamo a 20 km. I riferimenti nostri purtroppo devono essere con squadre di Serie A che sono un po' più lontane. Bene, allora Presidente,
ci facciamo gli auguri, anche se la Sindaco ha detto che non si non va dovrebbe, bene. però noi non siamo scaramantici, ci affidiamo sempre alla legge del campo e siamo fiduciosi. Certo. Come ha detto lei, forza Porto. Grazie, grazie.